Gentili amici, buonasera e benvenuti al TG Sport. Apriamo parlando di calcio. Mantova più compatto e con i giovani in crescita. Sono bastati questi due elementi per far decollare i biancorossi di Valigi contro il Borgo Abuggiano. Il servizio di Giulio Giovannoni. L'esonero di mister Archimede Graziani, il cambiamento quasi in toto dello staff tecnico e le confusioni societarie bastano per far capire quanto sia stata difficile la settimana dei biancorossi. In queste condizioni l'unico vero desiderio di tutto lo staff virgiliano era battere il Borgo Abuggiano in trasferta e puntualmente la vittoria è arrivata. Bella o brutta non importa, basta che arrivi, tuonava mister Valigi nel giorno della sua presentazione e i 3 punti sono arrivati con grande sofferenza e con un Eurogol di Colonetti al 94esimo. Oltre ai 3 punti c'è da capire se questa vittoria potrà far cambiare marcia al Mantova e se si sono già viste le prime indicazioni di un cambiamento tattico. Qualcosa in campo si è visto. Nel 4-3-3 di Claudio Valigi i reparti si sono dimostrati decisamente più serrati, in particolare dopo il vantaggio di Burato. Un blocco di Di Carliana, memoria, che ha dato ieri al Mantova una certa compattezza. L'altro elemento da valutare era sicuramente la testa, in particolare quella dei giovani. Burato ieri, oltre ad aver fatto gol, ha giocato decisamente meglio, compreso Bertini e Fonte, quest'ultimo tranquillizzato dalla straordinaria prestazione di Zaninelli, un giocatore vero che anche in difficoltà a livello fisico ha fatto la differenza. Se il Mantova gira con i suoi giovani il rendimento della squadra decolla, se poi Colonetti si inventa gol spaziali come quelli visti ieri, tanto meglio. Le indicazioni di un'apertura di un nuovo ciclo ci sono, c'è solo da vedere la tenuta, la crescita ed il confronto con le grandi del torneo, perché sinceramente il tanto temuto Borgo Abuggiano ci è parsa poca roba. Comunque per Valigi buona la prima ed ora sotto a chi tocca. E adesso andiamo a vedere le azioni principali del match. La giornata è splendida a Borgo Abuggiano, piccolo paese alle porte di Montecatini in provincia di Pistoia. Davanti a circa 500 spettatori con buona rappresentanza biancorossa, il nuovo Mantova di mister Valigi si presenta col 4-3-3 senza Girelli, Caruso e Albanese in difesa e con Zaninelli in campo mezzo servizio. In attacco spazio al tridente formato da 5 del Sante Franchi con Burato a centrocampo titolare dal primo minuto. Il match si scalda con una conclusione sbilenca di Franchi fuori dopo 5 minuti. Dopo una mischia in area creata da un particolare calcio d'angolo al 15esimo, il Mantova domina ma punge poco e si rende pericoloso solo con una conclusione di Franchi che costringe Strambi ad un intervento difficile al 29esimo. Un minuto dopo 5 trova il varco giusto in area ma la sua conclusione è lenta. Il tempo si chiude con un dubbio episodio in area biancorossa al 46esimo con Bertini su Rocchi. Nella ripresa il Borgo Abuggiano riparte con un altro piglio e dopo 4 minuti Rocchi mette i brividi a Bellodi che respinge in 2 tempi. All'11esimo è ancora Borgo Abuggiano con Di Martino che in girata impegna Bellodi ancora una volta miracoloso. La replica del Mantova arriva 1 minuto dopo con la girata di Del Sante per 5 che non ha la potenza necessaria e si fa respingere la conclusione. Si arriva al 18esimo, da un corner di Franchi la palla arriva sui piedi di Burato che coglie l'angolo per il vantaggio virgiliano. Dopo un paio di lievi pericoli a cavallo del 30esimo per Mirko Bellodi arriva il gol del pareggio. Santini al 36esimo cade in area dopo un dubbio fallo. L'arbitro concede il rigore che l'ottimo Paganelli tira malissimo ma quanto basta per beffare Mirko Bellodi. Sembra tutto finito e dopo una conclusione di Paganelli al 40esimo con palla di poco fuori, Colonetti regala la vittoria al Mantova. Una volta giunta palla al limite, il giovane ex Albino Leffe sfodera un tiro micidiale a scendere con palla all'incrocio. Un gol commovente. Gioco, partita, incontro.